Siamo con Diego Bottacin, candidato al Consiglio regionale nella lista che sostiene il candidato governatore Flavio Tosi. Parliamo dell'emergenza rifugiati. Che cosa si dovrebbe fare secondo lei? Intanto bisognerebbe che chi ha deciso di sottoscrivere l'accordo per ricevere anche in Veneto la quota di immigrati si prendesse la propria responsabilità, perché Zaia ha firmato l'accordo nazionale con le altre regioni in base al quale oggi ci arriva la nostra quota regionale, diciamo, di profughi. E non si è opposto, e ci sono le delibere che lo dimostrano, sono state pubblicate proprio ieri. E l'altra cosa, a livello nazionale serve una politica più aggressiva nei confronti degli altri partner europei. L'Italia vale il 18% dell'Europa, il 20% alla Francia, il 22% alla Germania e così via per gli altri paesi. È evidente che il problema può essere affrontato innanzitutto dividendo quota a parte, ognuno per la propria responsabilità. Siccome gli altri paesi non vogliono sentire ragione, i profughi che sono sbarcati secondo me gli va riconosciuto lo status di rifugiati e poi accompagnati ai confini, molto vicini ai confini, perché il loro scopo non è quello di stare in Italia, ma è quello di raggiungere molti paesi del centro-nord, responsabilizzando in questo modo gli altri partner europei sulla necessità di avere una condivisione vera. Allo stesso tempo, nel contempo però va anche bloccata l'emorragia con un intervento che non può che essere di natura militare, non può che essere... Quindi bombardare i barconi? No, no, no. I barconi vuoti per carità possono essere affondati come è stato fatto in Albania, ma va soprattutto presidiata la costa militarmente con un'operazione di polizia internazionale sotto l'egida dell'ONU e con un esercito diciamo di tipo europeo. Se non riusciamo a ottenere velocemente come Italia questo dalla comunità europea, sono necessarie secondo me delle azioni anche clamorose nei confronti degli altri partner europei perché ci sia piena responsabilità e corresponsabilità sulla situazione, sapendo che stiamo parlando di una cosa difficile, perché presidiare militarmente le coste della Libia con l'ISIS dietro non è un problema. Che tipo di azioni clamorose si potrebbero mettere in campo? Ma quella che ho detto, accompagnare i profughi al confine. Quindi portarli vicini ai confini degli altri paesi europei e lasciarli liberi sostanzialmente. Certo, e avendo lo status di rifugiati hanno il diritto di attraversare il confine e pertanto saranno a Pontebba, saranno a Chiasso, saranno al Brennero e sono liberi di andare dove Loro hanno lo status di rifugiati in Italia, ma negli altri paesi europei? secondo l'accordo di Dublino, con lo status di rifugiati hanno titolo di muoversi in tutti i paesi dell'Unione Europea.